La cucina sempre più protagonista nei programmi TV e soprattutto sui social. Chef e food blogger sono le nuove star, seguite dagli appassionati dei fornelli in cerca di carpire i loro segreti. Nasce da qui il nuovo format Clay Challenge, uno show cooking che punta a mettere in competizione due squadre formate da blogger che non si conoscono e che hanno l'opportunità di portare il proprio contributo nelle ricette da preparare, ognuno con le sue idee e peculiarità. Dopo la sfida a Roma in maggio, per il secondo appuntamento la gara si è spostata a Ponzano, Veneto. Le due compagini si sono affrontate prima con un piatto della tradizione, risi e bisi, e poi con una preparazione a base di prodotti locali. A condurre la gara la bellissima Alessia Ventura, che non nega di essere una buona forchetta e in cucina di amare l'improvvisazione. È un po' anche una forma d'arte la cucina. Certo, mi piacerebbe fare un corso di cucina per imparare cose nuove, e Clay Challenge è anche un modo per prendere spunto e imparare tecniche e metodi innovativi anche. A decretare la squadra vincitrice la giuria tecnica presieduta dallo chef Max Mascia, che spiega come fare cucina sui social non significhi solo preparare piatti belli per gli occhi. Che però non deve essere solo una bontà visiva, quindi una bella foto, un bel piatto colorato ma magari finto. A noi piace che ci sia il prodotto giusto anche nel mondo social. E dopo la tappa trevigiana, per il format culinario in arrivo delle novità. Ci saranno delle novità a breve che comunicheremo attraverso i social. Erano due puntate, diciamo così, test per noi, per vedere un po' come ci cimentavamo anche noi in questo format nuovo e vedere un po' il responso del pubblico a casa. Sembra che tutto sia andato molto bene, per cui a brevissimo ci saranno delle novità.